Bene a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspettate, mercato Batman napoletano. Come vedete, sono ritornato in questa parete gialla col quadro e con la scritta qui, non so se si vede, eccolo qua, podcast name. Non so se si vede, però vabbè, lo so che vi mancate, voglio non mi preoccupare, siamo tornati. Vabbè, in pratica questo è il post partita di scusate, di Cagliari-Roma. Partita che finisce per 1-0 ehm, per il Cagliari, che segna all'86esimo, 87esimo Gianluca Gaetano. Gasperini che esce arrabbiato, tra virgolette, ehm, dalla partita ovviamente. La seconda partita che perde, tra l'altro è la seconda partita di seguito che perde per 1-0 in campionato. E siamo contenti, almeno noi napoletani siamo contenti. Ora tutti gli occhi sono puntati su di noi. Ma io sto puntando in coppa a noi stasera. Se vinciamo siamo a 30 punti andiamo a più, ehm, più 6 punti se non mi sbaglio. Non mi ricordo precisamente quanti punti ha la Roma. Mi ricordo che Napoli ne ha 27. Ma non mi ricordo a Roma quando ne tiene, sinceramente. E Roma che fino all'espulsione di Selic, avvenuta nel secondo tempo, ha giocato buono, però dal secondo tempo in poi, appunto dopo l'espulsione di Selic, difensore della Juventus, non si è capito più niente. Cosa che Gasperini non fa, non mi ricordo se l'ha fatto oppure no, perché si in treno quando si va a cenare, cioè non si in treno, si va a cenare cosa, appunto a Tarizza, si in treno, quindi la connessione che io venivo, non si capiva più niente, quindi non riuscivo a vederla. Bene, ma non mi ricordo, sì, la Roma fa, se Gasperini e il Gasp ha fatto questo, però cosa che magari tutti gli allenatori devono fare è che se tu hai come Conte fa, che se tu ti espelgono un difensore centrale, lo mettiamo a caso nel Napoli, questa è la partita delle 8:45 al 60esimo, siamo sull'1-0 viene espulso buongiorno, che mettiamo caso. Tu devi subito devi andare a sostituire a Juan Jesus, magari metti Juan Jesus che lo compri tu, vabbè, ma se gioca, se non gioca, lo metti al posto magari di un Elmas, poi magari Jesus ti va a fare il difensore. Partita che Cagliari la domina appunto dopo il secondo tempo, fa una bella partita il Cagliari, devo dire. Sono contento su questa di questa cosa. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video che dopo dovrà uscire il video sul mercato, c'è una notizia pronta e bella, bella e fatta. E vabbè, lasciate un like e iscrivetevi al canale, ciao!